Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Andiamo subito a dare uno sguardo insieme dunque agli appuntamenti dei prossimi giorni. Vi segnalo che la Proloco di Sernaglia della Battaglia vi aspetta numerosi alla Festa della Zucca che si svolgerà il 26 e il 27 ottobre. Avrete così la possibilità di degustare i famosi cappellacci ma anche tante altre specialità naturalmente a base di zucca. E poi ancora zucca fritta, crespelle, zucca in saor, dolci vari e molto altro. La festa è gemellata con la Sagra della Zucca di San Carlo in provincia di Ferrara. Per saperne di più www.prolocosernaglia.it. Proseguo segnalandovi la 19ª rassegna dei vini del Piave e Livenza a Porto Buffolè. Serata culturale enogastronomica da non perdere su prenotazione con degustazioni guidate dai sommelier Fisar sabato 26 e domenica 27 dalle ore 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 20. L'evento, lo ricordo, fa parte della rassegna Malanotte d'estate. Per saperne di più visitate il sito www.malanottedestate.tv. Vi segnalo il nuovo libro di Renato Vettorato, Donne serenissime, volti e storie del terzo millennio. Presentazione ufficiale venerdì 25 ottobre al BHR Hotel a Quinto di Treviso. L'istrionico Gastro Paparazzo questa volta rende omaggio alle grandi donne del nord-est. Ne esce una galleria di 100 profili immortalati da uno scatto dietro al quale c'è una diversa storia di vita. Nel 1863 avvenne la fondazione del Club Alpino Italiano. Da oltre un secolo e mezzo al servizio della conoscenza e della salvaguardia dell'ambiente montano, è oggi la maggiore organizzazione che raggruppa professionisti e appassionati di alpinismo. L'associazione collabora anche con l'esercito italiano per la fase di addestramento delle truppe alpine. Da un uomo grande c'è qualcosa da imparare anche quando tace. Seneca. Montebello Vicentino è situato ai piedi dei Monti Lessini, all'imbocco della Valle del Chiampo, poco distante anche dai Colli Iberici. Uno dei principali luoghi di interesse è il castello, opera di Can Grande della Scala, ma anche la chiesa prepositurale. Di estrema importanza e fattura architettonica poi è lo splendido pozzo rinascimentale, collocato nei giardini che si trovano proprio vicino alla chiesa. Bene, dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci!